Quarta corsa, confronto per cavalli di 4 anni sul miglio, sono 9 dietro le ali dell'Autostart. 1 Cimabue Jet, 2 Ciclone Petrol, 3 Cara Cruz, 4 Charlie Laxmi, 5 Conan Spritz, 6 Countach. Seconda linea 7 Cecilia Gallerani, 8 Centauro Pell, 9 Cartagena Pax. Favori per Countach, giocati anche Cecilia Gallerani, Charlie Laxmi e Ciclone Petrol in una corsa comunque piuttosto incerta. E macchina intanto che comincia ad accelerare, velocissimo dall'esterno è Countach. Sbaglia invece Conan Spritz, Countach sopravanza in breve Charlie Laxmi per portarsi a numero condurre. 5 Conan Terza Spritz posizione squalificato per Cimabue Jet, che precede Cecilia Gallerani. Intanto se ne vanno i primi 200 metri con il leader che ha preso margine di vantaggio e dopo 350 metri rallenta l'andatura, viene avvicinato da Cara Cruz che è all'esterno ora. E alla corda si mantiene Charlie Laxmi avanti a Cimabue Jet. Intanto l'errore di Charlie Laxmi dopo numero 4 500 metri Charlie di gara Laxmi lascia squalificato. così la possibilità a Cara Cruz di trovare posto in seconda posizione in corda. Deve togliersi Charlie Laxmi, Cara Cruz va in seconda posizione, avanza intanto Ciclone Petrol e seguito da Cecilia Gallerani. Intanto Countach completa in 59,7 i primi 800 metri di gara. Countach leader sulla penultima piegata, in seconda posizione ora c'è Cara Cruz, all'esterno Ciclone Petrol con in schiena Cecilia Gallerani, se ne va il chilometro in 1:14,6, un altro quarto veloce. Intanto Ciclone Petrol cerca di prendere sotto tiro Countach a 450 dall'arrivo, più indietro Cara Cruz e Cecilia Gallerani. Countach in vantaggio a metà dell'ultima curva, si accoda in seconda posizione Ciclone Petrol, lascia scoperta Cecilia Gallerani che non progredisce e così Countach è in grado di entrare nettamente in vantaggio, addirittura d'arrivo, inseguito da Ciclone Petrol. Cara Cruz lungo la corda, poi Cecilia Gallerani, Countach nettamente in vantaggio, ci prova ancora Ciclone Petrol all'interno, finale con Countach che nelle battute conclusive controlla e vince su Ciclone Petrol. Terzo posto per Cara Cruz che precede Cartagena Pax, 1:14,3, c'è 30 ancora a chiudere. La vittoria per Countach in percorso di testa, in sediolo Andrea Farolfi per conto di Giulia Deschi e del signor Andrea Liberto. Andiamo a rivedere le battute conclusive. Bel primo piano per Countach in percorso di testa, secondo posto per Ciclone Petrol che oggi non sbaglia e al terzo finisce Cara Cruz.